A Tiro Scuderi un premio sicuramente di prestigio, questo dedicato a Pietro Anastasi che Ettore Tortorici propone in questa meravigliosa location di Petara. Il significato di questo premio per te che di giornalismo sportivo tratti quotidianamente? Ma sai, intanto ringrazio Ettore Tortorici, ringrazio tutta l'organizzazione, è un premio che intanto ricorda uno dei giocatori più importanti, che ha segnato anche delle pagine importantissime a livello nazionale, perché ancora il suo gol che ha consegnato l'Europeo alla nazionale lo ricordano tutti, e poi ha segnato anche da catanese delle pagine importanti con una maglia prestigiosa come quella della Juventus. È bello essere qui, quindi grazie a Ettore Tortorici, è anche un onore stare qui con tantissimi colleghi per un premio che cresce anno dopo anno e secondo me assumerà la valenza sempre molto più importante. È un momento anche di confronto, di dibattito, perché oggi lo sport e il giornalismo devono essere un connubio indissolubile. Il giornalista non deve mai indossare una maglia, soprattutto per chi fa calcio, per chi fa sport, deve cercare sempre di raccontare, ma soprattutto di indagare. Io credo sempre nel calcio, in questo caso, che chiedersi il perché di come va una partita vada oltre al mero racconto del gol, del calcio d'angolo, dell'azione, e questo è importante. Il giornalista deve fare questo, deve essere un cane da guardia, anche perché oggi ormai il calcio a 360 gradi è un'azienda, i costi sono altissimi e quindi anche questo porta un panegirico di argomenti che vanno tutelati ma vanno anche analizzati.